È un comitato, abbiamo davanti un comitato di cittadini avvertiti che lui è di cui il presidente è la Camera di Commercio. Mi trovo qui alla Piazzale Casse, vicino alla casa natale di Pirandello, dove si tiene un incontro promosso dalla Confimpresa, l'attività che salviamo la valle dei templi e dal CERN. E mi trovo con Alessio Lattusa, perché questa comunicazione stampa oggi? Una conferenza per informare gli occhi di stampa in merito al ricorso che abbiamo presentato alla Commissione delle Comunità Europee per denunziare tutte le infrazioni che sono state è segnalata la via per la quale non sono stati eseguiti tutte le istruzioni previste da tutte le norme europee e nazionali. Sono registrati impliciti del grafico comuni perché non è stato rispettato il diritto di cittadinanza di tanti cittadini che avevano il diritto di essere consultati, come lo prevede la normativa SEMES o ARS. Peraltro questo rigassificatore non ha nulla territorio, ma riguarda complessivamente l'Europa, perché per l'Italia è stato un intervento molto strategico, tant'è che l'Unione Europea non ha autorizzato nessun tipo di intervento a favore del rigassificatore. Tuttavia l'Enel pretende di farlo comunque, perché tanto per loro i 100 milioni che avevano chiesto come aiuto all'Unione Europea sono stati tenuto conto degli altissimi utili, profitti che avranno da questo rigassificatore sul territorio, che non può essere un investimento industriale, bensì